Aurisina, un racconto di mare per non dimenticare chi siamo, chi eravamo e dove dobbiamo andare. Aurisina, 10 agosto 1960. Che lente! Ce l'hai! Prendimi se ci riesci. Ah! Attento! Aia, che male! Devi stare attento a dove metti i piedi. Vieni con me. Dobbiamo disinfettare la ferita. I ragazzi seguono un anziano signore fino alla sua casetta arroccata sulla costa. Wow! Guarda che roba! Oh, che bello! Appena entrano in casa del signore, i ragazzi rimangono a bocca aperta. L'anziano signore vive in una casa piena di ricordi. Sulle pareti sono appese tante foto in bianco e nero. Un gatto riposa su un tavolino sbiadito dal sole. Quante foto! E in tutte c'è il mare! Il mare e la pesca sono tutta la mia vita. Quando ero giovane facevo il pescatore. Qui sarà stata l'estate del 1905, da agosto ad ottobre. Era il periodo della grande pesca ai tonni. La ripida costa dei nostri paesi sul litorale triestino era un luogo ideale per questo tipo di pesca, unico nel suo genere. Aurisina fu all'epoca un paese di pescatori. Al largo della costa, sotto il paese, si trovavano ben due luoghi adibiti alla pesca o tonnare. La posizione strategica, a ridosso della costa scoscesa, permetteva di scorgere il banco di tonni dall'alto ed in fondo del mare liscio. Consentiva di tirare le reti senza ostacoli. Ogni tonnara aveva 3 calate o sentieri subacquei che scendevano dalla spiaggia fino a una profondità di 8 metri. Su di essi scivolava la rete con i tonni incagliati. Il proprietario della tonnara sceglieva un gruppo di pescatori con i quali stipulava un contratto stagionale. Il gruppo era costituito da 9 tonnari in totale, 3 di vedetta e 6 membri dell'equipaggio della barca. I nostri pescatori usavano imbarcazioni particolari, chiamate ciupe in sloveno o zoppoli in italiano. Questo tipo di barca fu utilizzato dai pescatori sloveni, esclusivamente per la pesca ai tonni, dal XVII secolo fino al 1952, quando fu costruito il porticciolo e cadde in disuso. La ciupa si ricava da un unico tronco di pino marittimo. La resina di quest'albero è un'ottima soluzione contro l'erosione del sale. Ha uno scafo di forma rettangolare lungo 7 metri e largo 70 cm. È estremamente leggera. I pescatori, infatti, le tiravano a riva una volta finita la pesca. La sua chiglia è molto profonda e consente di trasportare pesanti reti. A 3/4 della sua lunghezza, nella parte posteriore, veniva montata una traversa di circa 5 metri, che dava stabilità all'imbarcazione. Il tonno è sempre stato molto apprezzato in tutto il mondo per la sua carne saporita e nutriente. Fino a pochi anni fa, nel Golfo di Trieste, la vista di grossi banchi di tonno era una cosa abituale. Questa rete si chiama tratta ed è la rete perfetta per il nostro tipo di pesca. Dai due lati veniva tirata verso riva. Dalla fine del XIX secolo fino all'inizio del XX secolo, i pescatori di Aurisina portavano dei cappelli neri, loro tratto distintivo. Ecco il sentiero a gradini che i pescatori percorrevano ogni giorno per scendere dal paese al mare. Gli avvistatori, detti colnari, avevano un ruolo importantissimo. Essi si arrampicavano in alto sulla costa in corrispondenza delle scalate
e davano istruzioni all'equipaggio, la direzione in cui remare e quando era il momento giusto per calare le reti. Gridavano "Abauta, bauta!". Cosa significa bauta? Abauta era il segnale per avvertire i pescatori che stava arrivando un banco di tonni. Quando veniva avvistato il banco di tonni, i pescatori spingevano le loro ciupe in mare e si posizionavano ai loro posti. 4 rematori che vogavano in piedi e 2 addetti alle reti. Tutto doveva procedere in modo veloce e ordinato. Una volta arrivati al largo dovevano calare le reti in modo tale da circondare il banco di tonni e chiudere il loro passaggio verso il mare aperto. I poveri tonni venivano così intrappolati, senza alcuna via d'uscita. I pesci si dimenavano e saltavano, il mare sembrava bollire. Al segnale a bauta, molti paesani e contadini che lavoravano nei vigneti accorrevano in aiuto dei pescatori, tirando le reti verso la riva. I tonni saltavano in alto e scappavano dalle reti, ritrovando la loro strada verso la libertà. Noi giovani ci arrotolavamo i pantaloni, entravamo in acqua fino alle ginocchia e aiutavamo i pescatori. Il nostro compito era quello di acchiappare i tonni per la coda e gettarli sulla spiaggia. I pesci venivano poi allineati e preparati per la conta e la spartizione fra i pescatori, il proprietario della tonnara e i paesani accorsi in aiuto. E fu in quel momento che, gettando un enorme tonno, scivolai e nella mia caduta mi feci molto male. Questo infortunio mise fine alla mia carriera da pescatore. Da allora il mio lavoro è quello di cucire le reti nella mia casa sul mare. Questa è anche la nostra storia. Sono le nostre radici. Quante cose abbiamo imparato. I ragazzi poi ringraziano l'anziano signore per l'aiuto e per l'incredibile racconto, tornando alla loro vita con la storia del pescatore nel cuore e un sorriso sulle labbra.